Quando andavo a scuola da solo, la gente nella classe mi chiamava Stardignolo. Ma mi pregano di scendere con loro. Santo Moro, portaci con te a Santo d'Oro. Eia, come no, ho voti di memoria, ma non dimentico come il nord. La Sardegna è la Mecca, scarpe e testa di moro, per un moro che attesta. Per spiegarti, son così affezionato alla lingua che all'esame di quinto c'era un quiz a crocette, sì o no, ho lasciato i no, ho cambiato i sì in eia. Altra storia, altro anno, sono in viaggio, so da dove vengo, non dove sta andando. Uè, balla zia! Carico su sto polentone di nome Bernardo, col cappellino Orlando, questa appena sette che son sardo, comincio a prendermi in giro per come parlo. Non devi essere un genio nel leggere che voglio farti saltare i denti solo con lo sguardo. Quindi sto al gioco, faccio finta di niente, ma questo frate è proprio un deficiente. Un amico di un amico di un amico di un'amica a cui ho dato un passaggio, direzione mestre. Sto per un caffè, 3 ore dopo sono a casa. Frate, ma dov'è Bernardo? L'ho lasciato all'autogrill sull'Aurelia. Ma che scherzi? Eia. Dopo l'after vado a casa. Grazie a Dio che ce la svegli. Usciamo raga? Andre, te che dici? Siamo ad una festa, minchia frate ma che questa? Sembra la MILF che spida alla finestra, quella che ti ha reso cieco per quanto pensando l'ha usato la mano destra. C'è la terza, ma io son sardo e dico la terza A. Per i bimbi trap sono tipo il prof che urla terza A. Mi avvicino e mi fa un sorriso, non becco il terzo incontro. Figuriamoci al primo. Invece lei mi dà importanza. Oh, adoro il cielo nella stanza. Cioè sì, pure io fingo, ma in realtà non capisco la situ. E a quanto pare Fra mi ha scambiato per Salmo ed è convinta, quindi continuo. Già nella testa partono gli applausi clap clap. Penso solo a toglierle il bra fra. E lei che me la dà tipo Toto, sembra uscita da un film in bianco e nero. Toto, faccio la chef, abituata a giocare col fuoco. Che fai di bello dopo? In realtà le dico, sono qua con un amico, manager produttore di un certo tipo. Poi lo chiamo con un cenno con la mano e gli spiego che io e la MILF ce la sviniamo. Uè bella, mi spiace Fra ma sai, occasioni così non ne capitano molte, nemmeno a Milano. Ok, a dopo Jay? Brosh, per piacere, chiamami Mauri, poi ti spiego. Lui non capisce ma manco indaga e fa ok Mauri, con l'occhiolino. A dopo Frero! La MILF prende la borsetta e fa passi da me, ho fatto il pasticcio e mi è avanzata qualche teglia. E secondo te che ho risposto? Eia!